Bella raga, ciao a tutti dal Comandore Veneziano Football Manager 2014. Allora ragazzi, proviamoci. Sappiamo Football Manager non è il gioco più dinamico del mondo, ma come potete leggere anche dal titolo, ci sono dei bonus iniziali comendiani per rendere tutto un po' più accessibile e tutto un po' più tranquillo. Allora ho scelto il Leeds, quindi comunque una squadra non facile perché gioca in Championship, quindi in Serie B inglese. Sicuramente non aveva la squadra più forte per tornare subito. Insomma, il Leeds è una squadra super gloriosa, super affascinante, una squadra bellissima che purtroppo ha vissuto un momento non facile, adesso si trova in Serie B, ma è stata anche in Serie C e quindi mi piacerebbe riportarla nel calcio che conta. Però cosa ho fatto ragazzi? Visto che siamo cioè non sto facendo una stagione da solo, ma la sto facendo con voi, non posso mettermi a fare tutto quello, insomma, tutte le cose incredibili che devi fare per portare una squadra della Serie B alla gloria o comunque almeno a piazzamenti decenti. Allora cosa ho detto, Fioi? Devo registrare, voglio fare una serie anche di parecchie stagioni, però devo assolutamente darmi degli aiuti almeno iniziali, perché se no, Fioi, non ce la faccio, ci metto troppo tempo perché è una partita, cioè il calciomercato dove durano anche cioè, settimane se devi pensare alla squadra con le poche risorse e i giocatori scarsi della Serie B. Allora ho detto, mi prendo un po' di giocatori con l'editor e dopo devo essere bravo io a farli, come si dice, a farli funzionare, a creare un'intesa. Ho fatto così, praticamente i bonus iniziali sono i seguenti, un paio di giocatori che non ne ho presi pochissimi, però due o tre un po' più forti della media, però secondo me non ho snaturato troppo insomma ci possono tra virgolette stare tutti, facciamo finta che sia arrivato eh, il, ehm, lo sceicco della situazione, vuole riportare il Leeds alla gloria, allora ha pagato un po' di giocatori anche di categorie più alte per riportarlo subito in serie A e dopo da là chiaramente sarà dura. Ora spieghiamo un attimo, come prima cosa mi sono messo come budget tra stipendi 50 milioni di euro, cioè io per i prossimi 3 anni non posso toccare questa voce, quindi massimo devo stare sui 50 milioni di euro, che per la Serie B è tantissimo, ma per la Serie A sarà poco, perché comunque ne spendo già 35 e assicuro che sarà poco per avere ottimi risultati. Poi come budget trasferimenti 5 milioni di euro, lasciati là, quindi anche quelli non si toccano. E ho preso un po' di giocatori, però giocatori comunque che giocavano in campionati magari diversi, tra virgolette, tipo non so, per esempio Martins al Seattle, quindi insomma era un campionato prestigiosissimo, o giovani o qualche giocatore d'esperienza, magari di categoria più alta, così da dare un tocco in più a questa squadra. Allora, è dura spiegare in poco tempo tutto, quindi spero di essere abbastanza chiaro. Allora, per lo più ho preso giocatori consigliati dallo staff, cioè dagli osservatori, che sinceramente certi non me li aspettavo. Allora, il primo, vabbè, Martin, sono preso dai Seattle, ho detto mi serve un attaccante un po' di esperienza, non è una bestia, però insomma secondo me per la Serie B ci può stare. Quindi ho Bafemi Martins e come riserva ho Rose McCormack che è un buon giocatore che comunque potrà fare bene ed è del Leeds. Poi come trequartista a sinistra ho messo Diouf, che anche lui è del Leeds. Come trequartista destro ho preso Campos, ho detto cavolo, è un giovane, non ha anche lui parametri mondiali, però secondo me può crescere bene e per la Serie B ci può stare, così fa esperienza, visto che viene dalla Serie B francese, ho detto ci sta. Boh. Poi per il centrocampo gioco comunque con un 4-5-1 o con un 4-3-2-1, a voi la scelta, con due ali e trequartista. Poi ecco, dal centro ho messo tre giocatori di sostanza. Allora, Austin, che era del Leeds. Ecco, poi forse l'acquisto più importante è Mark Noble, che lui sicuramente è un bel giocatore, e, diciamo è il giocatore di esperienza, ma comunque giovane e forte, che deve dare quel tocco in più alla squadra. Ecco, mi sono permesso di prendere questo giocatore qua, che è forte, però non è che sia cioè, lo Steven Gerrard della situazione. Poi dal Celtic ho preso Lidley, che è un giocatore che mi ha consigliato lo staff, quindi cioè, ho detto cavolo se me lo consiglia lo staff, ho preso quello, sempre così da rendere comunque il tutto il più reale possibile per quanto sia difficile che un giocatore del Celtic possa andare in Serie B, però se il Leeds ha ambizioni tipo il Monaco, tutto ci può stare, quindi alla fine il Comendone cerca sempre di trovare una, un qualcosa di, insomma, di positivo in questa cosa. Boh. Poi la difesa, allora, intanto il portiere, ho preso sempre questo straconsigliato dalla metto su, appena arrivato metto compra questo portiere che vuole venire, e allora ho preso Sommer, che è del Basilea, eh,
E poi la difesa, allora Warnock e Lees sono buoni giocatori del Leeds e quindi ho ottenuto quelli. Poi ho preso Doria, altro giovane che ha parametri non incredibili, però anche lui per me può crescere come Ocampo, se alla fine dal Botafogo può tranquillamente venire al Leeds, che è una squadra presa dallo sceicco Kument Venexianox, che si chiama così. E ecco, un altro giocatore sicuramente buono è Andreas Beck, terzino destro, eccolo là, che anche questo diciamo insieme a Nobel forse sono i due migliori della squadra come parametri. Boh. Poi come riserve ho preso due consigliati, no solo uno consigliato, Kramer, o Kramer, o come volete voi, sì, penso Christopher Kramer, centrocampista, e Biondini, invece ho detto, voglio prendere almeno un italiano, ho preso Biondini, che anche lui, insomma, visto che comunque il Leeds è stato preso da Cellino, ho detto ci può stare come acquisto. E poi, sì, il portiere di riserva, anche questo, consigliato insieme a Sommer, i due primi consigliati, che è il buon Alex McCarthy. Ok, raga, penso di aver fatto una squadra alla fine non eccessivamente forte, anche se mi sono messo questi bonus iniziali. Spero, insomma, chiaramente i puristi di Football Manager saranno un po' incazzati perché vogliono tutto in maniera seria, però questo, ragazzi, lo posso fare da solo, non in una serie di YouTube, perché sennò diventa impossibile, ci metto 30 anni a fare un video, quindi non è proprio fattibile. Come bonus invece della stagione, allora, per le big chiaramente nessun bonus, nel senso, cioè, hai i soldi, hai già tutto, quindi cazzi tuoi, cioè non puoi né prendere giocatori né aumentarti i soldi, né di stipendi né di fondi di trasferimenti. Per le piccole, se tipo voglio andare, non so, al Venezia fra 5 anni, e magari ancora in Serie B o dove cavolo è, adesso non lo so, pensavo di mettere dei bonus comunque tipo al Leeds, vado in Serie A, ai 5 milioni che ho di partenza adesso, magari me ne metto 10. Se con Leeds in Serie A rimango in Divisione 1, in Premier League, 5 milioni di euro. Se arrivo in Europa League, 15 milioni. Se arrivo in Champions o vinco qualcosa che può essere la Champions, l'Europa League o le coppe nazionali, massimo 20 milioni, senza chiaramente nessun giocatore. Io pensavo che con questi bonus ci si può divertire, perché dalla prossima sessione di mercato chiaramente comincio a comprare insieme a voi, quindi sarà la parte più bella. Ecco, adesso chiaramente non l'ho fatto perché erano acquisti tra virgolette pilotati, ma da gennaio si parte con i miei 5 milioni di euro e si comincia a fare qualcosa. Quindi questo è quanto, insomma, spero di aver spiegato in maniera abbastanza chiara, non è facile in pochi minuti, e quindi, ragazzi, dovete pensare che questo Leeds è stato comprato da Cellino insieme a uno sceicco, che quindi ha ambizioni di tornare subito in Serie A, o quantomeno il prima possibile, per poi fare buoni campionati. Quindi cercate di vedere nel lato positivo i bonus iniziali che mi sono messo, e li ho messi anche per la serie, perché se vado con giocatori base senza un minimo di niente, mi ci vuole troppo tempo tra un video e l'altro, perché devo pensare questo, quest'altro e che altro, e ci metto 10 anni per fare forse un campionato. Va buon, ragazzi, speriamo bene, perché voglio fare una bella carriera con voi, e non pensate che sia semplice anche andare in Serie A, perché ho cambiato comunque almeno 6 undicesimi, quindi adesso devo fare gli allenamenti giusti e creare le intese, parlare ai giocatori, quindi non è facile, non è che bastano i giocatori forti su Football Manager, devi anche saperli mettere bene insieme e trovare il modulo giusto il prima possibile. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ve voglio bene, proprio in vero veneziano, perché siamo in 14.000, siete stupendosamente stupendosi, e niente, alla prossima, forza Leeds, vai che vinceremo il tricolore, anche se siamo in Gran Bretagna. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.